Eccoci qua. Questo percorso extra prevede di prendere un sentiero dalla strada che sale verso il monte Pizzoc. Adesso andiamo a vedere dove si trova perché non lo conosco. Siamo giunti sull'antico Troy dei Cimbri. Ora, guardando in mappa, ho visto che ce n'è un altro sopra qua, ma facciamo quello che scende alle rotte, perché quello sopra è un altro Troy dei Cimbri, ma arriva fino a Vallorce. Ce ne sono parecchi sentieri qua, li faremo pian piano, uno alla volta. La Madonna, qua si sprofonda. Yeah! Ora proseguo a piedi fino a intercettare il sentiero che scende giù a destra, perché qua non riesci neanche a pedalare, sprofondi troppo, c'è troppo fango. C'è il sentiero che viene giù da quello che porta a Val del Lupo e noi dovremo andare qua a destra per scendere. Eccolo qua. Era da passare un po' più sopra, eppure il GPS mi diceva che ero troppo fuori. Solo che io sto lanciando fango a destra e a manca. Vediamo com'è. Giù. Non c'è altra via. Ah, ok. Cerchiamo di evitarlo il più possibile. Ok. Oh signor! I rami, bisogna stare attenti ai rami qua. Saliamo sopra. Croc 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 croc, cambio croc croc. Laggiù di qua, sì, dai, buttiamola qua. È uno scassatone sto qua. Adesso non pedalo, non gli do spinta perché sono con la corona piccola per le eventuali risalite. Qua c'è anche un capanno. Presumo che il mio sentiero sia sto qua, le rotte, esatto. Ce ne sono altri qua del capanno. Vedi che ce n'è un altro qua. Però mi sa che ho sbagliato qualcosa. Devo andare a destra. Guarda che bella lama.
qua occhio qua che non so com'è. Sono giusto? Credo di sì. Sì, sono giusto. Ora qua. Ripreso. Siamo alle rotte. Wow! Fatta, ce l'abbiamo fatta. Guarda le pecore. Devo scavalcare quella montagna là. Buono, abbiamo finito anche questo ultimo pezzo extra. Questo sentiero che si prende dalla strada del Monte Pizzoc, le rotte, non bellissimo, proprio per niente, fangoso e poco divertente. Il giro fatto in senso orario, partendo dall'Archeton, andando verso il bus della LUM e risalendo fino al bar dell'Agenziana, un disastro. Non lo consiglio, a meno che tu non abbia una moto da trial o una bici elettrica da enduro o qualcosa del genere. La parte che poi sale a Vallorce e fa tutto questo pezzo qua è carino, è abbastanza ok, molto scassato e a tratti tecnico. Ci sono dei pezzi da fare a spinta o con una bici elettrica. Poi si arriva ai pitch. Si può scendere giù a destra sul sentiero che porta lì delle casette del villaggio Cimbro. E lì proprio sopra i pitch c'è un po' di casino, di alberi abbattuti, bivi non ben visibili. Lì è meglio farsi aiutare dal GPS, portarsi sul sentiero che passa sopra Pianosteria e poi scende a Campon. Quel tratto là è stupendo, abbastanza veloce, molto pedalabile, tratti difficili, tratti tecnici, alcuni tratti a spinta, ma poca roba e si va da Dio, bellissimo. Poi si scende fino a Campon e da Campon Pianosteria verso Valmenera, si gira a destra, poi si prende sempre a destra il Boral del Jazz che fa tutto questo tratto qua, ma lì pedalare in salita sul Boral del Jazz è impensabile, a meno che appunto sempre con moto da trial o bici elettrica da enduro, sempre lì. Una volta arrivati qua si può fare anche l'ultimo trattino abbastanza interessante, sempre anche lì punti di risalita, oppure arrivati in cima al Boral del Jazz, a metà, a quell'altezza, si arriva a un incrocio, si prende subito a destra e si esce al giardino botanico ed è fatta, perché poi c'è la strada sterrata e porta all'Archeton. Concluso. Ora sarebbe interessante capire se fatto nel senso antiorario è meglio. Siamo giunti all'Archeton, di nuovo il nostro punto di partenza, e posso dire che per oggi è tutto. Finito l'anello del Cansiglio, quello fatto per il trekking e non per le bici. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo giro. Yeah!